Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Gabriele Giuliano est unu cantatore giovanu de Nugoro, sa boga de su soziu tenore nugoresu, uno de sos tenores prus attivos in cittade in custos ultimos annos. Paris a su soziu, Gabriele est impinnadu in d'una cricca sube su cantu nugoresu, po neogare a pizzu sos differentes cantos, poesias e modas istoricas, criccanne e iscultanne sa registrazione al bezzas e intervistanne a sos cantores prus mannos, po forrogare in sa memoria de sa idda. Custa cricca selbidi, nos conta Gabriele, a cantare con prus cultura e connoschenzia. Parte de su rispettu de sa moda nugoresa e de sa idda, chi sun rappresentanne con su cantu. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Gabriele Giuliano. Arreionammo de su tenore in Nugoro che in Gabriele Giuliano, chi est un giovanu nugoresu, che in sos companzo suo ha formato finza su un gruppo, hanno fatto finza su un CD, insomma, è come uno sconta da questa storia sua, da esala, non de come la ide disse. Tanto, saluto a tutti. Dopo cominciavo namus che vi popistino minore, io 2-3 anni quando ho cominciato a cantare, a cercare di imparare, di stroccare a sormannos. Noi dobbiavamo in sas carreras, in sas pratar de Nugoro, in sas tropar de su companzos, e cercavamo di tornare a imitare, stroccare su che intendiamo in sa registrazione. E poi noi siamo sorzovanor de Nugoro e abbiamo più sa fortuna di avere tutte le registrazioni, le tracce multimediali, YouTube come sa zappata di tutto. E tramite YouTube abbiamo imparato meglio, intendere le bocche di zio Picotto, zio Paletro, zio Pino Bosu, ma finza de sos cantatori hermanos, come te potete essere zio Pepanzolo de Iana. E da cui abbiamo ascoltato, cercato di las studiare, di comprendere che le fin sos traglios, che le vitisa maniera più antica, di tornare a cantare a nugoresa. Noi naturalmente siamo una troppa companza prima che cantatori. Siamo amigos, abbiamo amistade. E cada pizzocco che è entrato a cantare con noi ha tappiu sempre la stessa idea di fare una chirca, di comprendere su chi andavamo a cantare, su chi dobbiamo fare. Non fitti pezzi a cantare e via. Fitti proprio comprendere su chi vimmo battinde sopra sul palco, ma fino a in mezzo dei sorgutturos o in sorzellerisi. Nuda la saugai o fatto a trallallera, da. Abbiamo sempre più idea di comprendere su chi queríamos fare. Poi abbiamo più sa fortuna che in su colore del suo tempo di conoscere fino a persone che nos podían dare una ghetta di mano, nos podían aiutare. Queste persone che nos hanno dato un aiuto umano in sopra della chirca che abbiamo facendo, dando fino a registrazioni dei cantatori hermanos, come possono essere stati zio Chischedda Arzesi, zio Pettenu, su Mattesi zio Pepanzolo Montesanto. E tramite questa registrazione abbiamo più finza indicazioni di come lo tornare a vacere, cercare di lo tornare a vacere, che io penso pure che oramai sono robezzo di cantare tenore non è possibile lo tornare allo vacche scommo. Però di essere bello, o cerchiamo di lo tornare a vacere su più possibile uguale a ciò che vi prima. Questa è sempre stata la idea nostra. Idea nostra. Ascolta, tanto voi non avete fatto una scuola di tenore. Scuola proprio di narrare che un corso di tenore, un'attività che a qualcuno che voi imparaia. A differenza de sormannos non abbiamo più la fortuna di avere una scuola. La scuola nostra avete si strada, su cammino. Però questo penso che sia stata una cosa buona per noi. Perché abbiamo più la fortuna di addobbiare invece sul cammino persone che tornando a bere noi si giovano su cantante, le storrate forse si vince la gana di aiutare i giovani. Persone come Emanuele, Giovanni Mossa, Giovanni Antonio Busio, sono state di importo umano per noi, che non sono aiutato vero per comprendere
su chi poi siamo cercando di formare come, di vacche scomo. E questo mi pare che... Per una scuola vera e propria non è stata. Non abbiamo sappiato la fortuna di conoscere un Armando Piraca. Noi abbiamo un minore deddo quando... Manco una schiorfo. Manco una schiosa, quando no, no, manco una schiosa. No, Manuel Macus, non è schibato una cosa che il menzus è una che speus. Donzune de noi stenete su conto suo de vagare, no? È che è più bello o più giusto o sbagliato. Donzune le una camminera. L'importante è de contare commente una imparada a fare una cosa. A lo contare. Poi, che noi dobbiamo documentare chi te scappitende come in Nugaro, vado un gruppo di giovani che potremmo narrare quasi autodidatta. No? Sì. Come intesinare da italiana. Autodidatta chi iscurtende da esa registrazione su manca su chi malnato 2 han cominciato. Quando iscurtaiazisi su primo interesse personale tu, chi da mente stue, quantos annos tenias chi ti sei interessata su tenore? No, tipo comunque piccino, avevo 9-10 anni. Deo poi ho cominciato a piccino proprio minore, io 6 anni quando sono entrato in la prima formazione del gruppo e ballo. Dunque ho sempre frequentato questo ambiente. Sì, sempre sul mondo del folklore oramai non che bisogna entrare da me. Però su canto a tenore l'ho cominciato a conoscere quando avevo primo annetto. Che andare a verità prima non mi piaceva. Fitto uno sono che non resisteva a comprendere. Come ti vi po' crescendo e poi ho compreso invece che viviti qualche cosa che mi piccava. Mi piaceva a comprendere i te viti e poi a postisi dell'uva che spuro. Proprio a te di occupare hai cominciato a età, a cominciare a cantare, gai. A cantare io 2 anni, insomma, avevamo su una tropicata gai, stavamo a zero in scuola. Cantavamo in scuola, in Sarmedias, in superiore, mascamente poi quando vivi con Panzro de Vora, con Panzro de Orgoso, lo de Urune, tanto in cui io so smancare in Sarvidas, abilaian dei prusos a passione di cantare tenore. Ascoltando a isso, se ti capitava, da questa formazione improvvisata in questa rassegna scolastica di folklore. E tanto in cui fai un spazio che magari ti zappava una bocca di uruna, dopo poi ho cominciato che vi po' contra. E dopo ponio contra, poi magari bevi un compagno di solo basso, una mezzo bocca di uliana, e fa che sono un tenore. Ti zappava sa maniera, sa modo di cantare che prosoviti. Che la conosciano tutti. Che la conosciano tutti, certo. Poi, quando invece vimos un'intervista in Nugaro, finché andando a giocare a football, a calcetto. Finito di giocare a pallone, vimos una cantata dall'estra all'estra, vite alla facchera. È bello cusso. Ed è qui poi, namos che queríamos cercare di fare qualche cosa. Siamo entrati, devo che vi piscio del gruppo e ballo, che io smatessi 2 anni, tanto poi abbiamo cercato una ghettata di mano, ma non provato, però era un loco per poter provare. E finché un loco per zappare gente manna che non si poteva dare così. Tanto poi abbiamo girato una paia di sozi che possono essere coros o ballos. Però poi abbiamo che queste idee di socio hermanos non spiacchi a me, che poi che tu concasa, che tu berrita, dunque abbiamo separato di non fare sul tenore nostro. Di andare per conto vostro. Del conto nostro, certo. E se chiede, mandare in dennanti sa idea nostra. Caso intraiazzi in uno sozio di un'associazione manna, fe su rischio vidi di essere azigo comandato da fuori. Perché poi non vediamo pizzinnos. Tanto fuimos pizzinnos. Tanto, non che come siamo questos, però. Vabbè, però. Non abbiamo esperienza che hanno atteros. Però non stiamo cercando di mandare in dennantisi, già schiso non si idea nostra. Che poi su sozio nostro, su tenore nostro, noi non abbiamo sempre. Siamo nasciti su 2020 che si intento di mandare in dennantisi su canto a tenore nugoreso prosantico e autentico. Se da nostra scusa non dischimo a resistere che lo mandare in dennantisi, però è una camminera. È una camminera che uno fa che è importante è su cammino che si fa che è un besiglion per è un'altra regione, però è importante meta come te delle aree camminera giusta e finza stenne su coraggio come te il fatto voi sì dello fare a maniera ostra, no? A maniera ostra delle aree camminera ostra. Mi pare il des compreso che quando tenia sono streghi battori di canno che sei andato a intervistare zios allo intendere come te scusso
A narra la verità, in questa registrazione che abbiamo zappato in YouTube, abbiamo zappato a dico de differenze, che poi chi canta e canto batta abbiamo compreso proite bivini. Però queríamos iscrivere proite. Dunque abbiamo cominciato a dimandare quando siamo arrivati in domo subito di Pantolo de Iana, Montesanto. Stavate in via Fiume. Quando siamo andati in qua, Mischineddo vedi già mannetto, stava già male, Mischineddo non... Però non sai dato, e questo mi piace talunare che stede in Portomano, non sai accusizzato ma io no, a me, cioè no a me, ma non con panzo mio, che cantava tacchi noi, se tanto. Sai andavo, io so mannetto, pazienza non da popproso, non ho popproso a forza, sanamor de... Però si queria cercare di comprendere come si cantava a tenore in Nugoro, dimandai a Emanuele Mureddo. Ah, boh, ha dato Su indirizzo, su numene. E questa cosa tanto a me no, boh, Emanuele non... Emanuele Mureddo, scusa, sì, un nugoreso, o no? Che conosco io pure. Ehi, non lo conosco io. E non schio nemmeno come te lo cercare, sono bello viccusso. Ah, tenia su numene, ma non schia il No, numero di telefono chi l'ha iato. Fino a quando noi ci nos addobbiavamo in parte sul mercato. Fimos in cua, muttiar giustizia, canto batta, che poi non queria, so perché no a cantare in cua e bevete uno filleri, andiamo su di un certo fitti disturbi della quiete pubblica urbana. E mutti giustizia, canto batta, tanto bevete una persona che dirizzipata sul mercato e su filleri che bevete in intro, non sai dato un'istanzia in intro proprio sul mercato. Sai andavo, entrai a qua gratis, senza di mandare denaro, senza nulla. Però l'importante è che una barra si in fuori, ok? Non è moso bo disturbata, si chiama che so che... E in questo periodo in cui trafficava a mano il leddo, zirande, e inteso su, hanno scantando, tutta curziando. Non sai a cussizza, cioè neanche cussizza, che poi Manuel è una persona bella, però te non è che ti nata, poi che goi e gai. Ti va che ti arribara queste cose, non è che ti briga, ti resisir ballando, come a me dar facche, Lo fa, ma giusto pure che si è gai, che questo ti sprona tanamus a cercare di convincere questa persona che tu è serdando su quinto pro quinto namus per imparare. Però Manuele non sa tasicchio, quando dai prima gallo del naschire su tenore nostro fino a Sacommo, su travallo nostro, tutto ciò che abbiamo fatto fino a Sacommo, da non ero su quinto pro quinto, che basta pure. Il fatto me da però su 90 pro quinto Manuele namus che non sa da una ghetta di mano, ma è da manna. Manuele e altre due persone che sono Giovanni Antonio Buse e Giovanni Mossa. Io sono proprio non sono... Bello che bappa da un nucolare su ischire da una generazione a satera, grazie a s'impegno di gente appassionata, selmento vende delle persone. Due le abbiamo intervistate proprio per questo progetto Modas. Ban Antonio l'ha per intervistare un'altra die che sta pagando in questo periodo e non lo potevamo intervistare. Però quando sta in mezzo, già lo ponimmo in mezzo, è sicuro, hanno il fare su conto dell'esperienza sua. Poi forse se vada a essere, si sta bene in orgosolo, che come il di razza messo orgoleso, no? Certo. Poi posso mettere questo orgoleso e tanto canta da Vinzasa Sorgolesa che sono dei Murales. Tenore Murales. E penso che l'abbiamo intervistato in IE, ma gli domandammo cosa a Vinzal de Nugoro, no? Però lo conoscimmo, sono persone insomma appassionate, ecco, questa è la cosa più importante che bigrene. E come che se sul mannitto, quanti anni stenes come tu? 23 anni, già su schento. Cominciando a essere il mannitto e considerando che ha cominciato a pizzino minore meda, insomma, a stento vinza a zigo de tempo su, perché comprendere un pago di cose, non come funziona da su denore, no? E cosa la differenza che intendia senza registrazione del tanto, no? Come ti pare, non intende essere di cosa la differenza? Ma, diciamo che su bello de Nugoro è che sarbocchese o sostenores sono tutto differenti. Non batta una maniera di cantare che siete proprio precisa e identica a cada formazione del canto tenore. Cada bocca, cada pezzo che forma su tenore ha questa maniera sua di cantare. La differenza è che prima piccavamo come potevano essere, a noi non spariano eclatantes,
come viene lo sconto, vini ti possono tornare le matture, sfumature del canto a tenore. E sul bello di Nugoro penso che sia proprio questo, che si differenzia che in tutto il modo di cantare che bisogna a furrio di Nugoro. Magari in altra vita si che di più una maniera di cantare uguale. In occhi Nugoro invece cada uno ha il suo traio suo, cada uno va che andare sul tenore come te che rettissu e sul tenore rispondete come te che rettissu. Deo canto che sul tenore mio e sul tenore mio a me mi risponde, Deo va cosa a bocca, dunque a me mi rispondete in una maniera. Però noi siamo sempre scherzi a cantare finta che in altra gente, proprio per questo. Casi, sul tenore mio o Deo pure, magari che cada tanto improvviso pure va che sto racconta o meso bocche. Canto che in un'altra bocca, sul tenore deve essere pronto a rispondere. Non mi deve essere differenza di moda, sa. Si canta a nugoresa, punto. Poi basta una bocca che magari spruccata interpreta de plus a poesia, che poi a nugoresa l'interpretazione è su massimo. Cada bocca è più piccotto, la cantata che proprio che li sterrete e scontando esa poesia. Se paletro, deo del zio paletro, desa bocca sono innamorato, dopo imparavo me desinterpretazione di zio Predo Piras. L'ulea sa come un punto di riferimento da pesare. Che non boccare nulla sosatero, sì, però se no, vedi a mancare. Donzuno di noi, se sa vita, poi tenete sempre scudo che preferi, se o goio gai, non è che sia mezzo del sosatero, e su che ti piace di brusatie. Su chi piccata de pruso. E il de gai. Che poi sul tenore ti ripete piccare, per spacco da narra. Se non te lo intende già intro, non. Sa poesia pure che andiamo a cantare noi, sì. Beste un pizzocco che cantata chi noi, chi scrive pure. Chi è scusa? Andrea Porcheri. E scrive su che va che contra. E a tasodono, che non belappo, di scrivere poesia, sa. Ma noi in suo disco che abbiamo fatto, ha scritto su 3 poesie che sono medas importanti a parer mio, che toccano tematiche fino importanti. Una pro narrare andata a rimarcare su sa problematica che basta dell'invasare in sasi scuola. Un'altra è a cercare di valorizzare su chi sono poetar nostro e un'altra è a rendere omaggio a sus uomini hermanos, a sus cantatori hermanos de Nugoro che non sono permettendo di si a cantare a tenore no che Nugoro. Se tu però non comprendes sas paragolas de queste poesie non la poter fare che arrivare a che l'ascoltata. Della pessogai, quando uno si studia una poesia per la cantare, se la deve fare che sua. La depettare in intro, se no non ha senso. Cada uno poi è buono a. Si studia una poesia, si la legge, dei poetar manos come te possono essere Montanaro, Peppino Mereu, poetar nugoresos come te Busteno Zatta, Pasquale de Sanai e Cantubatta. Ma se non comprende se su che hanno scritto non cantasa ma non cantasa. La devi interpretare proprio esa poesia, devi comprendere esas paragolas. E su tenore, arziradas, so scorfo, devi intorrare chi in sas paragolas e chi in su che Hernandez a poesia. Questo abbiamo imparato noi, che quando siamo andati a intervistare il biado di Giampaolo Mele, che ha fatto la storia del suo coro nugoreso, e in intro di suo coro è a tappio finza per Panzolo de Iana, che in tutti i cantatori. E quando della potevo mandare queste cose a Zio Giampaolo, ma no proprio questo. Ma no, tu e ella, mi potete mandare fino a su colore delle scarpe che hai a dire, ma se non comprende se su chi sono cantante e come te lo cantano, non puoi comprendere come te si canta a tenore. E in questo Giampaolo non si ha dato una dritta, ma è da appassionato di tenore. Sei organizzatore e cantatore di coros polifonico, sei appassionato di cantico in generale, però sono esperto di tenore, io ho appassionato di metal boltas e fido un appassionato meta di su tenore. E entro su coro ha sempre lasciato loco finza su canta tenore. Il suo coro su, vivi sempre un tenore, certo. Sì. Che si vede appassionato e cantai pure a tenore quando capitai, cantai pure. E questo disco, come te l'hai spessato? Te fare questo CD? Ma fitti proprio pro sa critica che abbiamo fatto in Sosannos. Amor no, ma noi sì, dobbiamo cercare di contepizzare qualche cosa sul pensamento nostro vicussu. Poi, deo namos che appo che ricaude convincere vinza Sosatero, che per me è meda importante pubblicare in qualche maniera namos sa poesia de compare Andria, che sono bella. E dunque, tra una maniera di satira, amor Giovanni Antoni non si è aiutato in scrittura, dunque si è aiutato Andria a comprendere la metrica e come ti scrivere. Manuele non si è imparato e cursizzato per come ti cantare. Giovanni Mossa su Mattessi. Amor, ma proite non cerchiamo di fare un progetto che può riassumere
su traballo che abbiamo fatto fino a come. E dunque abbiamo spessato, deve essere questo CD, piccando e poi già autoprodotto, tutto nostro, a Sasola l'abbiamo fatto. Tutto noi, sì. E un brano registrato. Andare a verità è in Sadomo de campagna ad esame su bocca. Ma che su Zoom? No. Sì, mi vedi finta sul registratore che abbiamo vinto Sadia. Che voi avete dato un premio in una specie, non abbiamo concorso comunque, un premio dato a Solzovano, cantatore di Donzi Arte de Campos, no? In Sola Russa. Eia. E siete stati premiati come tenore. Adesso tenore ha dato su premio voi. E fidi questo registratore Zoom H4, no? E questo pure si sta un tassello però fa che su CD, su disco. Ma è fonico che tenia, sì. Fimmo tutto zobanos. Su fonico puro è un compagno nostro, va dalle nostro che autodidatta, da quando vedi piccino minore, che è sempre spiacchiamo su sa musica, come te. Poi fa che ne vinto su una scuola, noi andiamo che di noi andiamo spaco, che siamo tutto zobanos. Però su paco contributo che l'amor dà, andiamo sopra nos azzodava che questo disco l'ha tornato a investire per seguire studiare. Consigliare attrezzatura. Sì, però vimmo su grafico puro un pezzo che zovano de Nugoro. Sa concezione nostra è scusta. Siamo zovano noi, e so spuro chi trabalha anche in noi, però nos azzodare, a mandare indennante, sì. Sa cosa che fa che noi debbano essere zovano. Ma non pro, non chiedo essere... Non credo che già sparagolarme a sia una compresa male. Io so zovano e tutto, non mi vai del gai. Però non è pro che boccare a foras a sormannos o canto batta, però è pro cercare di piccare chi noi sempre pro zovanos chi pure non canta potete dare una mano a tutto, una contribuire certo. andare indennanti. E ha separato queste tre cantones de Andrea Porcheri, sì. Che sono dedicate uno a sos cantadores, una a sos poetas, una a cantadores a tenore mannos, a sos poetas, a poetas sardos, e satteru esta sa limba sarda e si scola su rapportu chi dene desa cultura sarda in intre si scola, che sono tre temas attuali il meda, pochi cantano a tenore, ma in generale sono temas di attualità che possono interessare a tutti, sul zovano de Gommo in Sardegna, che rischiano di perdere un montone di conoscenze che magari la gente di suo tempo il meio o il manna attento all'occasione della conosca il de Brusu, no? E quindi è il bello che sono dedicate a questo. E sa altre cantone che ha disposto, che ha separato di cantare? Beh, una sa che poi ha dato su nome su disco, è scritta da su poeta Desolesu, uno dei poeti più mannos della letteratura sarda, è Antioco Casula Montanaro, razza barbaricina, e ha dato proprio su nome a suo disco intero. Che già sparagola, tornando al conto di prima, di Antioco, quando scrivete questa poesia, descrivete già chi è questa entità di cada barbaricino. E noi, in questa sparagola, non che siamo stati a bere. Voi spiegate a pensare in questa maniera di come possiamo essere noi, sì. E poi a Terras Cantones. Questa è una poesia istituzione di Nugoro. È stata finta un omaggio pro Sazudo che nos ha dato Sobia di Giampaolo che ha armonizzato il suo cuore Nugoro, questa è Mariedda, la poesia di Pasquale de Sanai, questa l'abbiamo scritta a Vachere pro forza, pro rendere omaggio a zio Giampaolo. E poi bisogna finta la poesia come Sormutos sono sempre scritto da Andrea, però devo canto poi a Sandira e sono verso di tradizione orale. So che si cantano in Nugoro, no? Sì, abbiamo scritto spondere cada tipo di poesia attuale, poesia arbezzas che hanno fatto storia, della letteratura sarda o nugoresa, e poesia poi che sono state tramandate, come te, possono essere ribadate dagli nostri o dei hermanos di Nugoro. E la maniera di cantare che ha disposto che le sono tanto beste, isterridas e ziradas. Isterridas e ziradas, passo torrao, ballo nugoresu, soddillo, mutos, sandira e dos cantos de sacros de Crisia. E ti ha disposto di cantare? Uno è un omaggio a una delle feste che della festa prumana di Nugoro in onore di Nostra Signora Sargracias. Sorgosos.
e uno è Viva Maria. E Viva Maria. Ha esposto questo spuro. Quindi ha cercato di fare che finza c'è un repertorio abbastanza completo di tutti i canti nugoresi, sia da sacro e che si è entrato il finza in solgoso Sì. de Natale, che sol di Sì. Viva Maria sono cose de Natale e solgoso de Sa Grazia. Adesso grazie. Sì. Importante de va che il finza questa tappa, su manco una a questo siamo arrivati, no? Come però sta a seguire, Basta seguire, beh, certo. Non abbiamo imparato galo tutto, che non si fini mai da imparare. Però bisogna tante cose, galo, de schire, de su cantatenore nugoresi, Sì, ma finza poi penso io chi può fare un cantatore a tenore è il bello su sono de Salvogel de Solzovano, no? Però a bella bello sa cosa si cantate e si cantate il massimo che in altra gente mezz'ora a meta sempre. Sì. Mezz'ora a meta. Questo calnato da cantare chinattere è importante. Per me è importante. Tazua, no? Non so azzudao, in tutto questo anno non so azzudao. Noi cerchiamo di piccare ascoltando tutto ciò che possiamo spiccare. E poi cercare di tornare a pondere sas provas, in sas esibizioni. Che pure quando si sta fuori, poi basta sempre di imparare. Noi sì, abbiamo già una collaborazione molto importante che in Sardegna Teatro. Abbiamo cercato di pondere in mezzo sul tenore, che in una rappresentazione teatrale che negoziata da Oreste ad Eschilo, una delle prime operas grecas. E si sta bello un fare tutta la parte di studio che inisso e biere come vitti perfetto pondere sul tenore in mezzo. Senza però modificare la natura del suo cantatenore. Non abbiamo modificato nulla. Abbiamo sposto sul tenore come lo facciamo noi in quel mezzo. E che tornava perfettamente. Che sono due cose arbezzas e andano parisi. Ascolta, io spero che mi pare che in inteso qualche cosa. La zia fatta su un rack di Tancamanna. Tancamanna, siamo andati in Grecia proprio. Ah. In Castello. No, è stata una collaborazione che dura da 3 anni. Ah. E noi siamo sempre scherfio, finché quando siamo mogli in Grecia, a vacere però finza una presentazione di suo cantatenore. Che uno che si siede in qua a ascoltare sul tenore, che non ve lo conosce, te non comprende te teste. E Sardegna Teatro non ha sempre scompreso su chi si idea nostra e non si attardava che se un seminario, una presentazione di su chi fimo facendo e proite lo fimo facendo. E come siamo riusciti a che lo pondere in mezzo. E sa poesia che ha scantato, sa solita al vostro. No, in quel puro tutto il lavoro di Kirk ha fatto spari schinisso di comprensione del testo dell'Oreste di Eschilo e si sta in quel importante Andrea che si è esposto parischi sul registro Valentino Mannias e scriviate in sardo su chi vi capitande in Sorestea. Noi praticamente facciavamo un'introduzione a scena teatrale che in sorverso si scritto da Andrea e cantoschi su tenore e che tornava poi su chorus che li narrano in Grecia de su cantatenore. Compreso, quindi fa che so scoro, suonammo su che bisogna in sa tragedia. Esatto. E la Sazzi posto proprio su tenore vicussu che canta da su. Eia. Bella idea. Un bello progetto. È bello, meda. L'unica cosa forse è che so attore recitare in italiano. Sì e no. Bisogna parte se fi bello proprio questo del suo progetto che me da cosa finata proprio in greco, altre in italiano e altre ancora siccome bevete sul regista vi finza attore sardo. Li piacchia tare questo confronto che noi del suo tenore che lo battiavamo a negoziare in sardo. E in Grecia sta mascamente in questo bello che si vediano tutto questa differenza, che invece poi differenza non fini, capito tutto un'io. Però è stato bello che vivete italiano, greco e sardo. Fai pezzo di viere su chi mi piace sul regissioso. Io ti vago a te e sono scompanzo stuoso, complimento per questa operazione che ha il fatto che è bella meda e sono passaggi che non tutti hanno fatto, quasi niuno, no? Questo è quasi un'esperimentazione bella, moderna, che collega da antico e moderno e fa del suo tenore che magari antico, questa cosa è moderna meda. Nel senso che entra del suo teatro, che è un teatro
su matessi tempus antigu, però fatto da gente de oie in una maniera di recitazione e di sistema organizzato del suo teatro moderno. E tanto veramente una cosa che a parere il mio dà in maniera di comprendere davvero tantas cose da comprendere, no? Ma è da. Questa è una bellissima esperienza. Mi pare che in questo bello conto di questo trivaglio di attore, di fare su coro in intro di una tragedia greca, serrammo questa regionata nostra, io vol fare sos augurio al mezzo che si possono fare, per su tempo su che da bene, in particolare di seguire a cantare, di abberrere a terolzofanos, magari mantenere su grupposto, però cantare che in atero zovanos, o poi ne fare raccurziare ateros, e devo sconfrontare sempre che sol man. Certo. Grazie a Gabriele. Grazie a voi. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de sa Sardegna.